mi chiedevo chi sono i veneti effettivamente a cui ci rivolgiamo, che ci stanno teoricamente ascoltando, rispetto ai quali dobbiamo e vorremmo dare delle risposte. Allora, guardi Assessore, secondo me i veneti che ci stanno ascoltando sono quelli che nell'arco di qualche settimana, avendo un familiare ospite in una struttura di semiresidenza o residenza per anziani non autosufficienti o disabili, si vedrà aumentare la retta mensile di 300-400 euro e dirà, va davvero tutto così bene in questa regione? Secondo me i veneti che ci stanno ascoltando sono quei giovani che hanno appena finito, stanno finendo un percorso di formazione, cercano il loro primo impiego e gli viene proposto un contratto di tirocinio o stage extracurricolare a 460 euro al mese senza ferie e malattie, perché in questa regione spesso, se sei giovane e vuoi entrare nel mondo del lavoro, devi accettare questo contratto. Quelli che ci stanno ascoltando, i veneti che ci ascoltano, sono le tante giovani coppie che vorrebbero andare a vivere insieme per farsi un progetto di vita e non trovano casa perché non c'è un'offerta di edilizia popolare, perché non c'è una politica di calmieramento degli affitti e perché gli immobili costano troppo. I veneti che ci stanno ascoltando, Assessore Calzavara, sono le donne che devono scegliere se andare a lavorare o diventare madri, se devono scegliere se andare a lavorare o pagare la retta del nido dei propri figli, perché in questa regione costa ancora troppo poco portare i propri figli all'asilo nido e andare al lavoro, e quindi rinunciano al lavoro per non pagare l'asilo nido. I veneti che ci stanno ascoltando, Assessore Calzavara, sono quei 2400 studenti iscritti all'Università di Padova che nel mese di gennaio, pur essendo beneficiari per reddito e merito, non potranno ricevere la borsa di studio perché in questa regione il diritto allo studio ad oggi è ancora ed esclusivamente basato sulle possibilità di censo. I veneti che ci stanno ascoltando, Assessore Calzavara, sono i veneti che hanno bisogno di una prestazione sanitaria e devono aspettare mesi e mesi per avere un appuntamento nel pubblico e vedono invece il proprio concittadino con qualche possibilità economica in più potersi curare meglio attraverso la sanità privata. Ora lei mi può anche dire che io non voglio bene al Veneto quanto a lei, io però vedo questi veneti. Io vedo questi veneti e penso che sia nostro compito dare risposta anche a questi veneti.